detto che non serve la campagna elettorale, Zaia è già ufficiale. Insomma, il Veneto è un'eccellenza da tantissimi punti di vista, i veneti sono gente concreta, sceglieranno con la testa, col cuore, in base a quello che Zaia e la Lega hanno fatto per loro in questi anni, e quindi sarò più presente in altre regioni dove ci sarà più bisogno. Sull'autonomia si riparte. L'autonomia è passato un anno perso perché per colpa dei 5 Stelle non si è arrivati a una definizione, il PD ovviamente neanche ci pensa. Il fatto positivo è che tante altre regioni italiane si sono accorte che introdurre criteri moderni, concreti, efficienti, i principi del merito e della responsabilità fa bene a tutto il paese, da nord a sud, e quindi torneremo al governo con una squadra più compatta e più coesa rispetto all'esperienza precedente, e l'autonomia farà bene non solo al Veneto e alla Lombardia ma a tutta Italia. C'erano le sardine qui a pochi chilometri. Ma io sono perché chiunque manifesti, noi stasera abbiamo parlato di turismo, di infrastrutture, di Olimpiadi, di ospedali, di università, di vino, di bellezza, di giovani, abbiamo fatto proposte, fuori dall'altra parte c'era qualcuno che protestava, io preferisco proporre che protestare, poi ripeto, i veneti sono gente estremamente concreta e intelligente, le loro scelte le faranno al di là delle sardine di altri. Anche qui da Padova ha ricordato oggi non è una giornata normale, il 10 febbraio è un giorno importante per le foibe. Sì, ormai è il terzo anno, se ricordo bene, che ritengo mio diritto, mio dovere essere in mezzo a quei parenti, parlare con quei figli che ho incontrato anche oggi, con quelle figlie, con quei parenti, con quei nipoti che hanno perso i loro cari e combattono perché sia una memoria condivisa da tutti e che unisce. A me piacerebbe un paese dove la giornata del ricordo, che ricorda migliaia di italiani massacrati dai comunisti slavi, fosse una giornata di ricordo per tutti e non ci fosse ancora qualcuno, come purtroppo anche oggi c'è, che però insomma qualcuno era parente di un fascista e poi non bisogna esagerare, non bisogna enfatizzare. I morti sono morti, come tali vanno rispettati. A proposito, vi riprenderete anche Padova? No, ci riprenderemo, ci saranno elezioni comunali. Tanti padovani si lamentano dell'attuale condizione della città e chiedono qualcosa di più e di meglio. Il nostro dovere sarà mettere a disposizione un'alternativa seria, credibile, efficace per la città, e appena si vota saremo all'altezza. Senatore, c'è la possibilità che andiate da soli in Veneto, dove molti auspicano questo? Io lavoro sempre per fare squadra, perché vince la squadra. È chiaro che stando ai numeri in Veneto Luca e la Lega vincono tranquillamente anche da soli, però io lavoro perché si faccia squadra in tutta Italia e si torni al governo insieme il prima possibile. Ma perché su Zaia è così evasivo? Non è che lo vuole a Roma, per un ruolo di governo se si va a votare? Poi per Luca decide Luca. Noi l'autonomia la pratichiamo a livello istituzionale e dentro il partito, però decide lui modi e tempi, così facciamo ovunque con i nostri uomini, però ripeto, in tante regioni italiane ci sarà bisogno di fare campagna elettorale, sia dove siamo in maggioranza che dove siamo in opposizione, per spiegare l'idea di futuro che abbiamo. I veneti toccano con mano tutti i giorni le eccellenze che la loro regione ha, quindi penso che non dovremmo impegnarci più di tanto a spiegare quello che la gente vede. Questo non è un inizio di campagna elettorale, ha detto? No, io sto girando, ho fatto settimana scorsa Palermo e Reggio Calabria, oggi Padova, giovedì sarò a Torino, poi sarò a Firenze, a Genova, a Roma, a Napoli, a Viareggio, a Pesaro, a Lecce. Ascolto, io userò questo mese di febbraio che altri hanno impegnato con Sanremo o con i litigi al governo sulla prescrizione, per ascoltare, per costruire un programma di governo, perché penso che fra non molto si andrà a votare, quindi vogliamo essere pronti. Segretario, per la prima volta in Veneto nasce il Partito dei Veneti, cioè le sigle autonomiste e indipendentiste che corrono contro Zaia. Ci sono sempre stati. Sì, però per la prima volta si uniscono tutte.
Non sono molto preoccupato. No, che non sia preoccupato, no, questo poi lo giudicheranno le urne Certo. sicuramente. Quello che le voglio chiedere non è che forse non vi ha premiato molto il fatto che non avete alla fine raggiunto l'autonomia, perché qualcuno vi accusa di questo. È stato uno dei motivi per cui il governo è saltato, oltre alla giustizia, oltre agli altri litigi che sull'autonomia ci hanno fatto perdere un anno facendo 50 riunioni, però Conte non aveva nessuna intenzione di concedere l'autonomia a mezza regione italiana. Questo è stato uno dei tanti punti di scontro.